Buongiorno e benvenuti a Student Town. Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione della provincia di Cagliari, dottor Cesare Moriconi. Dottor Moriconi, ci parli un po' di questo evento Student Town? Questo evento che non esito a chiamare un evento anno zero, perché rappresenta certamente un'evoluzione delle esperienze precedenti, ma ha qualcosa che lo caratterizza rispetto agli anni precedenti, e cioè il grande sforzo che si sta realizzando per costruire una interazione forte tra la scuola e il territorio. Ecco, il salone della scuola è diciamo un termine in cui ci sentiamo un po' troppo costretti, perché questo è un po' di più il salone di una scuola che si relaziona con il territorio in cui insiste la stessa scuola. Infatti, negli stand che abbiamo allestito, potremo notare come la maggior parte delle scuole, forse tutte le scuole, rappresentano la propria offerta formativa accompagnate da un'alleanza territoriale, quindi da partners che rappresentano spesso l'ente locale, l'ente pubblico, altre volte, il più delle volte invece l'operatore privato, che è un po' l'anima dello sviluppo territoriale. Quindi il Salone dell'istruzione quest'anno compie un passo in avanti e si inserisce nel cosiddetto piano strategico sull'istruzione che la provincia di Cagliari sta sviluppando. Questa è la differenza rispetto ad esperienze simili che anche gli altri anni abbiamo realizzato. Bene, ha parlato di scuole, vorrei sapere quali scuole ci sono, partecipano e soprattutto se ci sono le università, e la terza domanda è se si perseguono dei fini, delle finalità, degli obiettivi anche rivolti al mondo del lavoro e delle aziende. Diciamo che ci sono tutte le scuole superiori, salvo una o due periferiche che hanno avuto difficoltà o non hanno avuto forti motivazioni, sbagliando, per compiere questo sacrificio. Quindi ci sono tutte le scuole superiori della provincia di Cagliari. Ci sono anche alcune facoltà della Università Cagliaritana, anche in questo caso per rappresentare un percorso che stiamo tentando di costruire di continuità tra la scuola inferiore e superiore e poi l'università e anche il mondo del lavoro. Infatti, piano strategico o rafforzamento del rapporto scuola-territorio significa farsi coinvolgere dal patrimonio di risorse lavorative che esiste, delle imprese che esistono nel nostro territorio, e quindi il lavoro c'è e si avvicina e costruisce dapprima un'alleanza, in alcuni casi è diventato un vero e proprio patto con la scuola, e questo chiaramente consente alla scuola di costruire a favore dei ragazzi e non solo, anche dei docenti, una prospettiva, la prospettiva insomma che aiuta un po' tutti ad immaginare una scuola che non è più chiusa nelle pareti dell'edificio scolastico, ma è sempre di più inserita in un contesto territoriale in cui c'è scuola, c'è una società che attende all'ambizione di crescere dal punto di vista culturale, sociale e poi ancora di più dal punto di vista economico e produttivo. Bene, ora abbiamo visto l'aspetto tecnico degli addetti ai lavori, ora approfondiamo il discorso per quanto riguarda gli spettacoli e soprattutto l'aspetto ludico che magari interessano più ai ragazzi delle scuole. L'aspetto ludico, io penso che si possa fare scuole divertendosi, quindi quando un ragazzo ha l'opportunità, pensiamo all'artistico, una scuola che all'inizio ci ha un po' affaticato nel tentare di immaginare come avremmo potuto relazionarla col territorio, ma pensiamo alla città di Cagliari e pensiamo a una città che esplode in termini di patrimonio storico-culturale. Pensiamo che poi Cagliari è anche il luogo nel quale risiedono un patrimonio di risorse umane, artisti locali che attraversano la scuola, lo stesso liceo artistico, alcuni sono però autodidatti. Ebbene, questa volta abbiamo aperto la scuola per consentire alla stessa di offrire una prospettiva di
esposizione permanente all'interno della scuola, noi speriamo all'esterno della scuola, perché gli spazi pubblici possano accogliere il desiderio che hanno questi artisti locali di rappresentare, di esprimersi, di proporsi all'opinione pubblica e alla comunità. Allora si fa scuola pensando di avere un appuntamento che li attende, che fa parte un po' anche del percorso formativo generale della loro professione, ma fa parte anche della loro passione, del loro desiderio. Si fa scuola e ci si diverte. Dentro comunque abbiamo ricondotto anche una parte importante che spesso viene vissuta con minore attenzione rispetto al più grave problema della scuola, in generale dell'istruzione, il mondo dello sport. L'educazione allo sport, l'orientamento allo sport, inteso chiaramente nel modo più sano, non i fattacci che si verificano ormai negli stadi, ai margini degli stadi ogni domenica, no. Uno sport che noi vorremmo invece utilizzare, aiutare affinché possa essere sempre di più uno strumento di educazione generale per i ragazzi. Bene, dallo Student Town è tutto, arrivederci e grazie. Beh. Però